Cari amici, quello che vi stiamo mostrando è un edificio storico importantissimo di Firenze, Palazzo Strozzi. Palazzo Strozzi, che è sede di una delle più antiche famiglie di Firenze, gli Strozzi, oggi adibito a questo uso. Questa è l'ignoranza degli amministratori fiorentini che spacciano per artisti dei c***i, perché questo è quello che dobbiamo dire, e permettono di fare queste cose a un edificio di questa importanza. Ecco, intervistiamo qualcuno, non si vuole far riprendere, comunque poi intervistiamo una signora. Ecco signora, che cosa ne pensa lei di questo allestimento, di questo edificio storico che è stato trasformato in questo modo da uno che pretende di essere o viene spacciato per artista? E penso sicuramente che non ha avuto altre occasioni e quindi Firenze, come sempre, gestito come si sa, ha fatto fare questo. Ecco, ma secondo lei una cosa del genere è un'offesa per un edificio storico come questo? Oppure è una novità, è un qualcosa di arte, di artistico, che porta cultura, che porta novità, che porta interesse nelle persone? Guardi, non porta assolutissimamente niente, oltre ciò anche nemmeno il messaggio. È semplicemente un artista che non lo vuole nessuno e noi l'abbiamo preso. Quindi secondo lei non si doveva concedere a diciamo, una persona che viene spacciata per artista di fare un obbrobrio del genere? A nessuno, al di là dell'obbrobrio, a nessuno in Europa gli viene in mente di fare una cosa del genere. Ecco perché ribadisco, giusto qua, l'ha potuto fare. Ecco, qui l'ha potuto fare perché ci sono degli amministratori, cioè come sono gli amministratori di Firenze? Alternativi, molto alternativi. In che senso, mi scusi? Beh, non mi faccio specificare il senso, penso che lei sia intelligente, la persona. Ecco, ma una situazione del genere, secondo lei, da definirsi arte? Oppure è da definirsi, non so, una cavolata, per esempio? Allora, le spiego, io amo la bellezza, quindi l'arte è intesa come bellezza, parlo però di arte, Certo. Questo non so, non capisco così bene. Sembrano dei canotti, forse sono dei canotti questi. Sì, in riferimento al discorso dei naufraghi, di ciò che ecco, succede quindi c'è nel Mediterraneo, sono tutti così molto tristi e avviliti. Ecco, quindi diciamo, facendo riferimento ai canotti, quindi a tutto lo smercio di carne umana che viene portata in Italia, questa persona che viene spacciata come artista sta facendo praticamente una proposizione di quello che soffrono queste persone, quindi queste persone arrivano con dei canotti in situazioni molto precarie, quindi potrebbero comunque morire perché fanno una traversata certamente pericolosa, e quindi lui dà un senso di libertà, affida a questi canotti il senso di libertà. Cioè, nel senso, loro scappano da una situazione di dramma per arrivare in una situazione di che cosa? Di libertà, secondo lei, o di dramma ancora peggiore? Guardi, non si può in due parole descrivere tutte queste cose, però posso dare un consiglio a questo cin cin cin, non so come si chiama. Perfetto, posso dirle di staccare i canotti e portarglieli. Forse sarebbe la maniera. Incrementerebbero anche i viaggi dei. Così incrementerebbe, aiuterebbe a risolvere questo problema per lui così sofferente. Così importante. Badate bene, è realmente una cosa atroce, però non posso commentare oltre. Ok, la ringraziamo, buona giornata.